in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo nella platea del Teatro Massimo che si prepara a una nuova edizione di Una creatura di Massimo Palmas, che è il nostro ospite di questa sera, che da 43 anni ha portato avanti il progetto del Festival del Jazz. 43 anni che sono volati. Sì, in effetti mi sembra un po' ieri. Il festival è nato proprio in questo teatro, al Teatro Massimo. Era un'altra cosa perché era un ex deposito di grano trasformato in teatro, conteneva 2700 spettatori, una capienza che ha consentito a Jazz in Sardegna di iniziare in quegli anni autofinanziandosi con il pubblico. Jazz in Sardegna ha iniziato grazie al grande pubblico cagliaritano, molti dei quali sono 43 anni, sono tanti, qualcuno si è perso per strada, però è rimasto sempre molto fedele a questo festival perché tante memorie sono legate a questo. Una delle testimoni, tra l'altro il festival quest'anno sarà dedicato a Daniela Zedda, una fotografa, una grande fotografa che è appena scomparsa, che è nata proprio con Jazz in Sardegna, come lei spesso amava ripetere, insomma, che ha iniziato la sua carriera, la sua attività di fotografa professionista proprio sul palco di Jazz in Sardegna. Credo proprio nel primo concerto fatto da Jazz in Sardegna, che era quello dell'Art Ensemble of Chicago. Non potevamo che dedicare a lei con tutto il cuore questo festival, perché Daniela è stata anche la prima fotografa ufficiale, insomma, del nostro festival, è testimone poi del tempo trascorso, perché una grandissima parte della sua attività è stata dedicata al jazz, quindi è un riconoscimento che le dobbiamo. Per ora sarà un riconoscimento più affettivo che professionale, infatti le dedichiamo l'intero festival, però con l'andare del tempo avremo metabolizzato un po' il fatto che non ci sarà più lei a curare le mostre, le attività dove lei era decisamente maestra, cioè non solo nello scatto ma anche nell'allestimento delle iniziative. Però in futuro dovremmo fare per forza meno di lei, cercheremo di ricordarla e onorarla e mantenere viva la sua esperienza professionale con altre iniziative più pregnanti, ecco, non solo dediche sentimentali. Andando al dettaglio, parliamo di un mese di lavoro, dal 4 di ottobre al 4 di novembre, e in particolare al primo step, quello del 4 di ottobre, sorprenderete tutti con un progetto ambizioso e mai verificato sulla piazza di Cagliari. Assolutamente sì, non potevamo tirarci indietro. Quando io ho sentito il maestro Marangoni illustrare questo suo progetto, devo dire che ancora oggi non ho capito esattamente come si svolgerà, ma l'ho trovato affascinante, quindi un grande festival non poteva tirarsi indietro, insomma. Mi è sembrato giusto. Tra l'altro lo distanziamo un po' dal
festival perché ha bisogno di allestimenti particolari, di pedane vibranti, insomma un allestimento che va isolato, non poteva essere inserito proprio nelle giornate, nei 3 giorni clou del festival che sono il 6, il 7 e l'8 ottobre. L'abbiamo dovuto anticipare un pochino, però è un evento da non perdere perché far suonare non udenti e far sentire la musica a udenti e non udenti, insomma, è un'esperienza straordinaria. I professionisti sono di altissimo livello, Marangoni ha lavorato tantissimo su questo progetto, insomma, ci crede tuttora e l'ha già sperimentato con grande successo in altre situazioni, ma è un progetto molto in movimento che cresce continuamente e si arricchisce di nuove esperienze. Poi entreremo nel vivo del festival, il 6, dove cercheremo di trasformare il Teatro Massimo in quello che un tempo era in fiera il nostro Expo, cioè tante sale, tante situazioni diverse. Per quello che può contenere un teatro credo che l'effetto si sentirà, perché sarà anche per noi l'occasione per sperimentare una trasformazione di questo teatro ancora più pregnante di quello che è stato finora, quindi non solo spettacoli, ma tante attività che possono far vivere il teatro per l'intera giornata e non solo con i biglietti d'ingresso, anche per una semplice passeggiata, capito? Dove attraversi questa sala, il foyer, i corridoi, vedi delle cose, senti delle cose e ti avvicini al mondo del teatro e della musica, perché il teatro durante tutta la giornata vive di prove, di lavoro, come in questo momento. Noi stiamo facendo questa intervista in un momento in cui i tecnici stanno provando uno spettacolo che andrà in onda più tardi, perché c'è la piattaforma della danza, quindi per 3 giorni sarà tutto danza e poi via via il teatro vivrà con le altre esperienze. Quindi trasformare questo e utilizzare tutti gli spazi che offre il teatro, cioè dalla terrazza alle piccole sale, ai corridoi, tutto quello che riusciremo a far vivere in questo teatro vivrà. Una curiosità, lo scorso anno si è ritornato da dove è ripartito, al Massimo, 43 anni dopo. Com'è stata questa esperienza e questo ritorno? Sei contento di aver fatto questo passo? Assolutamente sì, cioè, è stato, voglio dire, una cosa non facile, anche perché l'impegno economico è decisamente diverso da quello che affrontavamo prima. Quindi è stata un'impresa. Sono molto contento perché cioè, finalmente già in Sardegna ha trovato una casa. Tu sei stato anche testimone, voglio dire, dei vari pellegrinaggi di questo festival in altre situazioni, che tra l'altro ha contribuito così occasionalmente a far crescere, però non ha mai avuto un approdo stabile. Noi speriamo che il Teatro Massimo lo sia quest'anno e lo sia anche per il futuro, perché adesso ci sarà il bando per la nuova gestione, che contiamo di partecipare con buone possibilità di continuare questa esperienza. È stato un matrimonio di intenti che è risultato felice. Assolutamente sì, è stato difficile ma felice, perché alla fine anche col nostro partner, che è un partner piuttosto ingombrante, no? Perché il CEDAC significa 23 teatri in Sardegna, 23 stagioni, insomma è un tasso di occupazione del teatro molto elevato. Però siamo riusciti a convivere, costruendo delle cose insieme e lanciando un pochino il cuore oltre l'ostacolo, insomma, perché questo in tutte le nostre imprese mai sperimentate, se non fai questo non combini nulla. Qual è l'obiettivo che ti sei messo in questa lunghissima carriera?
Ma in questa lunghissima carriera spero di aver costruito intorno a me delle professionalità che possono fare meglio di me, il lavoro che io ho fatto con molto pionierismo, in maniera autodidattica, perché insomma tutte le cose che ho imparato in questo mestiere le ho imparate da solo, le ho sperimentate da solo, con tanti errori, catastrofi, successi, insomma tante sfaccettature. Attualmente questa esperienza continua perché ci sono dei professionisti, capito? Perché il team, cioè prima il creatore Genio Sardegna, i creatori erano un gruppo molto solido, molto motivato, che ha fatto grandi cose. Io senza Isio Saba, per fare dei nomi a caso, senza Isio Saba, Rodolfo Robetti, che tra l'altro celebreremo perché ricorre il decennale della loro scomparsa proprio quest'anno, senza quel gruppo fatto di professionalità veramente notevoli, questo percorso non sarei certamente riuscito a farlo. Di quel gruppo rimane abbastanza poco ormai, insomma, non c'è più tanto, ma questo gruppo ha costruito e ha saputo costruire veramente delle soluzioni per il futuro, e credo che il grande successo di questa esperienza sia quella di aver lasciato dietro di sé professionalità molto più puntuali e definite delle nostre, che eravamo appunto dei avventurosi pionieri, insomma, che si cimentavano in cose senza averle studiate prima, capito? Perché non esisteva questa materia di studio. Questo è il bilancio, e nel futuro che cosa vedi? Nel futuro vedo solo speranze, perché cioè, questa storia che è fatta voglio dire, di alti e bassi, gli alti sono tanti, ma i bassi sono pesanti, perché in questo percorso qualche grande rammarico ce l'ho. Per esempio, non esiste più l'anfiteatro romano come struttura di spettacolo a Cagliari, che per me, cioè credo che Cagliari sia stata veramente mutilata da questa perdita in tutte le sue prospettive future. È cresciuta da tante altre parti, ma quella privazione l'ha portata indietro di 40 anni, insomma, perché noi stiamo riniziando a fare gli spettacoli, non so, in fiera, come 45 anni, 43 anni fa. E questo non lo vedo, non lo vivo come un progresso, lo vedo come una... Possiamo concludere, Palmas, affermando che il sogno sarebbe un giorno di ritornare all'anfiteatro? Io me lo auguro ai miei figli e ai miei nipoti. Non credo, siccome c'è una ciclicità di 20 anni, questo anfiteatro nasce, muore, risorge, capito, con intervalli ventennali, ormai un po' dagli anni 60 in poi è stato così. Quindi spero di arrivarci, insomma, a vivere la rinascita, ma è una speranza, insomma, abbastanza remota. Però che Cagliari debba recuperare questo suo patrimonio, credo che sia un dovere della generazione prossima, assolutamente. Signora! Dai, signora! C'è solo un modo per uscirne. Ma tutto questo da oggi finirà. Maccio Capatonda, Bebe Vio, la mia ragazza, la mia foto e la lentissima Diana Coleman. Muoviti! We Hybrid, il calma guidatore. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nella sala conferenze della biblioteca di Viale Trieste a Cagliari è stato presentato il programma dell'11ª edizione della letteratura Bimbi a bordo 2023 nei cantieri minerari di Montevecchio. Tante le novità logistiche e di intrattenimento come tema ombra e luce che ruotano intorno alla loro complessità in una chiave letteraria che scandisce la metamorfosi quotidiana del giorno e della notte, la luce e il buio appunto che ci accompagnano quotidianamente. Festival, una festa della letteratura che arriva alla 11ª edizione in un percorso sempre più completo. Sì, diciamo che da piccoli stiamo piano piano crescendo, piano piano anno dopo anno stiamo integrando, completando quello che poteva essere il disegno iniziale e l'idea iniziale, però senza perdere quello che era la nostra mission, quello che era il nostro obiettivo, che era quello di coinvolgere i ragazzi in percorsi di narrazione e di storie e al tempo stesso accompagnare le famiglie in occasioni di attività e laboratori che fossero comuni, quindi un'occasione di crescita, perché anche da genitori bisogna imparare, c'è una crescita in quel senso e quindi avere occasioni per crescere insieme. Uno scenario, possiamo dire, ancestrale, magico come quello delle miniere di Montevecchio di Guspini la fa poi da corredo a questa iniziativa. Sì, abbiamo voluto in qualche modo pensare a una location nuova, forse perché dopo il 10° anno abbiamo detto vabbè facciamo una prova e vediamo, ma anche perché potesse essere uno stimolo in più per chi partecipava e poi abbiamo scelto un tema che fosse affine. Ombra e luce per noi nell'idea più generale è proprio l'idea della galleria e quindi del buio, del lavoro, della pesantezza e quindi del riemergere a quello che è la luce dell'esterno delle miniere e quindi ritrovare la famiglia, la gioia e il piacere di vivere. Ecco. Quindi una vera e propria metamorfosi, perché la luce con l'ombra fanno sì che lo stesso oggetto o lo stesso posto o le stesse persone cambino in base a quello che è il passaggio da luce a ombra. Sì, si può dire in questo modo, proprio una vera metamorfosi, perché ciò che noi spesso al buio non percepiamo, ciò che l'ombra ci nasconde, spesso poi quando arriviamo alla luce scopriamo l'essenza delle cose e quindi la bellezza stessa. Ecco, ci piace dire che proprio nel manifesto il soggetto che ci ha colpito di più poi è proprio il topolino col foglio di carta che si nasconde, perché rappresenta proprio il gioco dei bambini che si nascondono praticamente
dietro una matita, e al tempo stesso però l'ombra ci ricorda che cosa c'è dietro e chi c'è dietro. E dietro ci sono i bambini con le loro necessità, il loro desiderio di sognare, il loro desiderio di ascoltare storie e via. Quindi fondamentale lo slogan, il claim bimbi a bordo. Sì, Bimbi a bordo nasceva proprio da quello, nasceva proprio dall'idea che insieme si fa un viaggio. Anche la stessa associazione si chiama In Coro, quindi tutto insieme, ecco, quindi l'idea Bimbi a bordo è proprio quella. Una festa della letteratura che arriva a un'11ª edizione, la complessità delle ombre e della luce in una chiave identitaria. Sì, questo è il tema di quest'anno, estremamente interessante, che invita tutti gli operatori che costruiranno questa 11ª edizione a esplorare, a svelare, a giocare, a nascondersi e ritrovarsi. Per cui ad ognuno di noi viene consegnato il compito di poter continuamente, costantemente creare dei mondi all'interno del quale o dei quali tutti i partecipanti potranno in qualche modo scoprire parti di sé, gioire di tutti i contenuti che si intrecciano in una trama splendida, quest'anno in una location a dir poco suggestiva. Una location che accompagna qualcosa che ha a che fare col tempo, quindi noi in questo caso parliamo anche del tempo della gravidanza, della crescita, ma soprattutto della formazione. Esatto, diciamo che 7 anni fa i genitori del festival hanno deciso di investire su una fascia che normalmente non viene considerata in modo diretto, poi soprattutto se si parla della letteratura, per cui del leggere, no? Che lega, questa attività viene legata ad una competenza, invece il fatto di poter leggere fin dall'attesa nei primi anni di vita dell'individuo e del bambino in questo caso, inizia a raccontare, inizia a creare uno spazio per la narrazione, ed è una narrazione del mondo ma che parte dalla narrazione di sé. Un claim, Bab, che ci riporta a bambini a bordo. Sì, questo rimando costante al viaggio, perché con i libri il viaggio si compie, ma con ogni esperienza che abbia a che fare con la scoperta e dunque la propria espressione dell'animo all'esterno ha a che fare con un viaggio. Per cui l'invito è: salite a bordo che andiamo verso nuove fantastiche avventure, e ogni anno si ripete questo rituale meraviglioso. C'è qualcosa di conseguenziale, che è il fatto che durante il festival quelli che vengono appunto ogni anno poi si ripropongono e arrivano sempre più numerosi. Sì, allora la caratteristica fondante di questo festival è la relazione umana, nel senso che al di là della competenza meravigliosa che ognuno di noi porta, quello che deve avvenire è un incontro tra le persone. Se questo incontro avviene stiamo radicando, stiamo facendo crescere l'albero in maniera molto più maestosa, e dunque le relazioni di anno in anno si consolidano e il desiderio di tornare è inevitabile. Prima di lasciarla ai lavori e alla presentazione della Festa della Letteratura, le chiedo, la letteratura della complessità è meno complessa dei social? Oddio, che domandona! Sì, la letteratura della complessità è meno complessa dei social, che danno uno spaccato di un momento attuale storico che è in fortissima accelerazione, dunque non comprensibile nell'immediato, mentre invece la letteratura ti restituisce il tempo della comprensione, anche quando ti porta un contenuto estremamente complesso, e più, mi verrebbe da dire, più umano, anche se i social sono una rappresentazione dell'umano di oggi. Io mi affido ad un buon libro e mi affido ad una letteratura, oddio, non ci sono libri buoni e libri cattivi, diciamo così. Però sicuramente la complessità che viene data ai social, che dovrebbero essere uno strumento di comprensione o uno strumento di rappresentazione, in questo momento preferisco rimanere forse ancorata a ciò che più sento mio, ecco. L'apparenza non inganna.
Prima il piacere, poi il piacere. Al cuore si comanda. Le stagioni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip. Fuori dai luoghi comuni. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. L'arte è pura espressione di ciò che ognuno di noi porta dentro di sé e cerca di trasmettere agli altri. Salvatore Garau, artista poliedrico, comincia con la musica, passa alla pittura, si dedica alla regia di corti che attirano l'attenzione della critica. Le sue opere vengono esposte in importanti città, i suoi corti sono richiesti nel mondo, le sue interviste passano attraverso i media nazionali e internazionali. Oggi siamo qui nella Basilica di Santa Giusta perché c'è una tua opera che ha sollevato stupore, scalpore, è una cosa molto particolare. Noi da profani, io per primo e i nostri ascoltatori, vogliamo che tu ce la racconti, ma proprio bella con parole tue, quello che voglio, devi esprimere il pensiero che ti ha portato e poi parleremo anche di altro. Sì, grazie Nanni. Le opere sono due. Una si intitola Pala d'altare per altri pianeti e l'altra è Volto di Dio. Sono due opere che pongono due domande forti, due domande alla quale
fino a questo momento l'arte non ha quasi pensato, cioè esisterà l'idea, il concetto di Dio anche in altri mondi, anche in altri pianeti. Ormai sappiamo che la vita esiste in migliaia di pianeti, non sappiamo in che forma, se ha raggiunto già il nostro livello o inferiore o superiore al nostro livello, ma avranno anche gli altri esseri il concetto di un'entità superiore che tutto governa come l'abbiamo noi sulla Terra. E allora ho creato questa grande pala d'altare per altri pianeti cosiddetta, immaginando di esportarla, di portare la nostra idea che abbiamo del divino, e mi sono ispirato soprattutto all'iconografia classica del 500, del 600, con una figura centrale che detta ordine, e attorno queste figure rosse che si stanno formando, ci sono delle amebe, dei feti, tutte immerse in questo bianco latte, il nostro alimento primordiale, il nostro brodo primordiale. Per cui ecco, questa pala d'altare, una domanda forte che sta facendo già discutere. È vero, non abbiamo mai pensato a come può essere concepito il concetto di Dio in un altro mondo. Lui è sempre se stesso però, ovvero alla ricerca di dare una dimensione a ciò che è troppo grande, anzi immenso, per essere rappresentato. La pala d'altare è stata dipinta assieme ad altre 33, 5-6 anni fa a Cabras, in uno spazio abbandonato da molti anni, anche uno spazio abitato dai topi. E queste pale d'altare fanno parte anche di un film che ho fatto, che sta girando in questo momento un po' in tutto il mondo. Siamo già arrivati a oltre 65 festival, ma veramente da New York a Madrid, da Parigi all'Islanda, a Dubai, a San Francisco, insomma. È un'opera visionaria, come in fondo è visionaria questa pala d'altare. Devo ringraziare Don Roberto Caria e Sua Eminenza l'Arcivescovo di Oristano Roberto Carboni, perché un artista può fare delle cose anche straordinarie, ma se attorno non hai delle persone straordinarie e illuminate, l'artista non è aiutato, non può, a questo punto la sua voce resta a lettera morta. Si spegne la luce. Si spegne la luce, per cui il mio grande ringraziamento, sono stato fortunato ad avere attorno delle persone così straordinarie. L'altra opera, Volto di Dio, che campeggia, diciamo così, davanti alla pala d'altare, è quella che mi incuriosisce di più. Certo, è un'opera immateriale, invisibile. Tanto si è parlato nel mondo, lo sappiamo, no? Della vendita all'asta di una mia opera invisibile, immateriale, che praticamente non esiste, è intangibile, ma esiste in realtà. Ecco, io questo che è qui che adesso vogliamo centrare. Non c'è, ma esiste, perché io l'ho pensata e l'ho ideata in quella maniera, e gli altri devono riuscire a compenetrare questo tuo non c'è, ma c'è. Io ti do il titolo e ti do la possibilità di creare tu la tua opera d'arte. È uno sforzo enorme, perché la gente non vuole più pensare, non vuole più riflettere. Allora non è neanche una provocazione, è uno stimolo. Ti do un titolo, come l'opera che fu venduta all'asta, che si intitola Io sono, ha creato veramente uno scandalo, ma letteralmente in tutto il mondo. Io so quanto ho dovuto... Provocazione. Sì, quanto ho dovuto stare dietro alle interviste in America e in Europa. Però è stato importante quell'opera, poi a quell'opera ne sono seguite altre, compresa questo Il Volto di Dio, che è una delle mie opere veramente più significative. Forse tocco il lato più profondo dell'invisibile. In realtà nell'invisibile, nell'immateriale, esiste molta energia, ed è l'energia dalla quale arriviamo noi. Noi arriviamo dal vuoto assoluto, e Dio in questo vuoto l'ha reso manifesto. E allora ecco la sua ultima provocazione, l'immaterialità dell'immagine di Dio. È lì quasi nascosta in una piccola cappella della Basilica di Santa Giusta, suo paese natale. Nascosta sì, ma che rimbalza sino alle pagine del Sole 24 Ore, che pubblica la storia di questa opera immateriale. Questa opera è Volto di Dio, il suo titolo è Volto di Dio, e semplicemente descrive l'impossibilità di descrivere il volto di Dio. Dio è tutto, è questo muro, è questa chiesa, è lo stagno, siamo noi. Noi arriviamo da questo nulla, da questo vuoto di cui parlavo prima. Definizione: Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo. E questo è appropriato. Heisenberg ha fatto
delle prove calcolando che nel vuoto, considerando che nel vuoto assoluto in realtà c'è energia e il vuoto assoluto ha un peso. Quell'energia che esiste nel vuoto si è trasformata in tutti noi. Per cui Dio, insomma, un'entità superiore, il costruttore di tutto, come qualche volta ho scritto, ha creato tutto questo, ma noi arriviamo dal nulla assoluto. Tu hai una tua interpretazione di Dio, tu vedi un tuo Dio. Non dirci come lo vedi. No, io Dio lo intravedo in ogni dettaglio, in ogni minima sequenza della nostra vita. Questa anguilla, quando la chiudiamo? È imminente, ancora qualche settimana e siamo addirittura d'arriva, diciamo così. Bene, hai posto la tua sentenza. Aspettiamo. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, ciocco-fette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nuova Toyota Corolla Cross Hybrid. Ogni giorno è una nuova avventura. Scopri l'ibrido Toyota più avanzato di sempre. Gruppo ENE. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ci sono tutti i migliori, reduci dall'America's Cup, campioni olimpici, più grandi skipper del pianeta, attesi le barche Bellamente Cannonball, questa col tattico Vasco Vascotto e lo skipper Francesco De Angelis. Abbiamo anche Tommaso Chieffi su Django e Mauro Pelaschier su Viriella. Sono queste le barche italiane che devono sfidare il resto del mondo. Ma a Portocervo tutto può accadere. Fino al 9 settembre buon vento a tutti, ha detto il padrone di casa, il commodore dello Yachting Club Costa Smeralda, Michael Ilbrook. Insomma, tecnologia, ma anche quello che si può dire uno degli sport più affascinanti del mondo, dalla partenza di oggi alle novità ipertecnologiche, le boe robotiche che grazie a un GPS e al motore elettrico mantengono la posizione senza essere ancorate al fondale, con 48 barche alla partenza. Parliamo di imbarcazioni che superano i 60 piedi da 18 metri e mezzo in su, ma ce ne sono anche da 40. Insomma, un mix di tecnologia, tradizione che naviga e si sfida nell'arcipelago della Maddalena di fronte alle più belle spiagge e insenature della Costa Smeralda. Ci sono imbarcazioni storiche come Baruna, varato nel 1938, o Wally, uno yacht di 31 metri ad altissima innovazione.
Per la prima volta alla regata prendono parte anche i multiscafo da 40 metri e 100 tonnellate. Parliamo di classi che sono suddivise per categorie, quindi ne abbiamo circa 6, la maggiore è la classe C, che ovviamente mette al via 16 barche. E adesso davvero buon vento a tutti da Portocervo. Valerio, uno dei posti più belli del mondo, siamo a Portocervo e qui è il momento in cui l'arte velica trova la sua massima espressione. Sono con Roberto Ferrarese, tattico di Blue Oyster, e a lui chiediamo come racconterebbe questa straordinaria avventura che è la Rolex Cup. È una regata top. Ci sono equipaggi da tutto il mondo, quindi è anche un'occasione per rivederci con tutti gli amici sparsi in Nuova Zelanda, Australia, Inghilterra, quindi veramente un evento internazionale importantissimo e direi forse la regata più bella che c'è nel mondo. Non lo dico perché sto qua, ma lo dico perché in effetti è la sensazione di ognuno di noi. Tempo e vento per i velisti sono, come dire, l'ABC. Come si annuncia questa settimana tra le insenature della Costa Smeralda, le Bocche di Bonifacio, l'isola della Maddalena? Gli organizzatori hanno beccato una settimana ottima, condizioni molto buone, col vento che ci sarà sempre. Iniziamo con un po' più di vento, però tutta la settimana è ventosa, forse l'ultimo giorno un po' meno, ma una bella settimana di mare, vento, tutto quadra. Roberto, insomma, essere tattici di una barca che partecipa a questa regata impone allenamento, impone grandi attenzione anche ai dettagli. Perché si vince e al contrario perché si perdono queste regate? Beh, intanto diciamo che la parte tecnica è importante, quindi ci sono barche molto performanti qui, vengono molte dall'estero ma anche molte dall'Italia, e quindi avere una barca diciamo top è un vantaggio, diciamo, questa è una cosa indiscussa. E poi a parità di armi ovviamente vince chi riesce a seguire meglio il vento, a condurre la barca nel miglior modo possibile, ma qui sono tutti equipaggi molto allenati. E poi sì, obiettivamente il ruolo del tattico è importante, dobbiamo essere preveggenti sul vento, che non è una cosa molto semplice, è una cosa dove si sfrutta bene anche l'intuito, e quindi è un qualcosa che più che alleni è l'esperienza che te lo dice, perché in realtà l'intuito non è altro che un serbatoio di tutti i ricordi che c'hai, di tutte le situazioni simili che poi metti in atto al momento. La storia dell'Italia è fatta anche di sport, di competizione, di innovazione. È una delle icone di questa, come dire, di questa nazione che sa sempre comunque risorgere, lottare, sacrificarsi e mettersi in piedi, è Azzurra. 40 anni fa questa barca è stata varata e adesso noi siamo oggi sul ponte di H2O che nasce dalle sue matite. Siamo con Andrea Vallicelli, il designer, l'inventore di Azzurra. Dico bene, Andrea? Sì, dice bene. 40 anni fa avemmo l'incarico di progettare la barca che fu poi la prima sfida per l'America's Cup, e sotto la bandiera del circolo dove stiamo adesso, Yacht Club Costa Smeralda, con un gruppo abbastanza vasto di supporter economici, di sponsor, cominciò quella che è stata la prima avventura, diciamo, italiana per cercare di vincere l'America's Cup. Com'è cambiata la vela, se possiamo riassumerlo in pochi secondi, la vela in 40 anni? È cambiata molto, soprattutto per quello che riguarda l'America's Cup, perché sono state cambiate il tipo di imbarcazioni con cui si partecipa. All'epoca Azzurra erano 12 metri di stazza internazionali, vuol dire comunque era lunga una ventina di metri, poi a questa sono succeduti delle barche lunghe 24 metri che si chiamavano IACC, poi dopo c'è stato qualche intervallo con la sfida fra un trimarano e un catamarano, e poi sono iniziate le imbarcazioni con i foil, prima
I catamarani adesso le imbarcazioni li ha 40, li ha 70 per l'America's Cup, che sono monoscafi dotati di foil. Prima di chiedergli di Luna Rossa mi viene in mente che qui sono iscritte 48 barche. È diciamo l'uomo della strada che poi si appassiona, diventiamo tutti velisti, così come si è diventati tutti immunologi o tutti generali di corpo d'armata, si chiedono cosa costano queste barche. Beh, ovviamente dipende dalla dimensione, anche qui a Portocervo ci sono barche che vanno da 20 metri fino a 50-60 metri, assolutamente in proporzione alla dimensione, al corredo di vele, al numero dei componenti dell'equipaggio, non c'è un costo fisso. Preciso, però non è sbagliato dire che quelle più importanti, tecnologicamente più avanzati, ci siano qui barche da 100 milioni di euro. No, è sbagliato, no. Forse tra quelle a vela magari un pochino di meno, ma insomma ci sono anche barche con diciamo costi di costruzione e anche poi costi di gestione che possono essere assimilabili a quei prezzi lì. Andrea Vallicelli, disegnatore e inventore di Azzurra. Luna Rossa, che tipo di situazione, noi lo ospitiamo a Cagliari, in Sardegna, al Molo Ichinusa, che tipo di situazione si prospetta per la prossima America's Cup che si tiene a Barcellona, a poca distanza da Barcellona? Che cosa si prospetta per i colori azzurri? C'è sicuramente Luna Rossa Prada che ha fatto una preparazione molto meticolosa, anche come nell'ultima edizione, dove poi alla fine non è stata particolarmente fortunata, ma aveva il potenziale per fare un risultato anche migliore. Beh, speriamo che quest'anno, dopo tanti sforzi, ce la faccia. Portocervo non poteva mancare Vasco Vascotto, 27 titoli mondiali, è come parlare del Real Madrid, della vela che vale tantissimo. Vasco, se tu dovessi raccontare, intanto sei a bordo di Cannonball, se tu dovessi raccontare questo evento a un amico che non vedi da tanto tempo e incontri in aereo, cosa gli diresti? Direi che se lo ricorda da tanto tempo fa è praticamente uguale, è sempre splendido venire qua. Le condizioni sono eccezionali, realmente ci sono i migliori velisti di tutte le generazioni, perché realmente questo è un punto di ritrovo per tutti i migliori velisti al mondo. Noi personalmente penso siamo con una barca competitiva e speriamo di dare filo alla torcere a tutti. Ecco, barche competitive, qui c'è il massimo dell'innovazione tecnologica in campo velico. 27 titoli mondiali vuol dire anche 27 annate differenti. Com'è cambiato il mondo della vela di grande qualità? Beh, diciamo che sono nato con le vele di Dacron, ora si va con la Coppa America volando, quindi ne ho viste di cotte e di crude, questo sicuramente. Però sai, realmente poi bisogna sempre partire bene, prendere i salti di vento giusto, quindi la vela è cambiata dal punto di vista tecnologico, ma non è cambiata dal punto di vista delle emozioni che regala e delle scelte che bisogna fare. Rolex Cup significa anche Yacht Club Costa Smeralda, significa anche la Sardegna. Che pezzettino di calore risplende nel tuo cuore? Ma io sono molto legato a queste terre per 1.000.000 di motivi. Innanzitutto ho corso tantissimi anni col team Azzurra, quindi col team degli Yacht Club Costa Smeralda, dove abbiamo ottenuto grossissimi risultati e quindi mi lega a tantissime emozioni. Poi ho vissuto tanti anni adesso ultimamente a Cagliari con il team di Luna Rossa. Adoro questa terra e ho un ottimo rapporto con tutti, dal macellaio del supermercato al Commodoro del Costa Smeralda. Questo secondo me è dato proprio da queste terre che comunque regalano sempre tante emozioni. Il tattico di Django Unchained, hanno rubato meravigliosamente il titolo di un film di Quentin Tarantino, è un'altra leggenda della vela di grande qualità in tricolore. Tommaso Chieffi, che settimana vi aspetta? Dovrebbe essere una buona settimana, abbiamo visto le previsioni tempo, vento di tramontana grecale anche abbastanza sostenuta oggi e domani. E noi siamo in una divisione molto competitiva con i 72 piedi che sono le barche più veloci, più difficili da battere, però insomma siamo un po' una scheggia impazzita in questa flotta perché loro si controlleranno molto tra di loro e quindi vediamo, insomma le speranze sono buone.
Insomma, Django è motivato, vi siete allenati sicuramente con molta attenzione, i dettagli nella vela di questo livello fanno sicuramente la differenza. Perché si vince e perché si perde una Rolex Cup curata dallo Yacht Club Costa Smeralda? Beh, per vincere deve essere tutto perfetto. Noi abbiamo questa barca che è una barca molto competitiva, che è stata acquistata quest'anno dal nostro armatore, anzi a dire la verità l'anno passato. L'abbiamo tutta quanta risistemata, rivisitata, vele nuove, l'equipaggio è un equipaggio di livello top e quindi insomma deve essere tutto perfetto, ma essere tutto perfetto non è garanzia di successo, perché anche gli altri puntano alla perfezione, quindi chi fa meglio, chi fa meno errori. Tommaso Chieffi, la barca più competitiva, se lei non fosse a bordo di Django, qual è? Ma diciamo che i TP sono tutti quanti molto agguerriti, penso normalmente Cannonball e Bellamente sono le barche più agguerrite a livello di equipaggio, di tattici, però insomma anche Proteus ha delle ottime possibilità, per cui direi che sarà una bella battaglia nella nostra classe, nulla è scontato fino alla fine. Pierluigi Loro Piana è una malattia, è una passione. Che cos'è la vela d'altura di altissima qualità, di altissima tecnologia? Ma la vela è la vela, di alta qualità, di altissima tecnologia, ma la vela è la vela. Quindi chi ha passione per la vela poi vuol sempre di più, cercare di fare meglio, ricerca della qualità e quindi nascono le vele d'altura, le gare. Come si vince la Rolex Cup che fa, insomma, come dire, prestigio per l'Italia, per lo Yacht Club Costa Smeralda? Come si vince e soprattutto come non si perde? Beh, vorrei saperlo anch'io come si vince, perché allora discuteremmo poco. Non lo so, con tanto impegno ce la mettiamo tutti, stiamo concentrati e speriamo che le scelte che abbiamo fatto sulla barca e sull'equipaggio, il team, portino a dei buoni risultati. Ma come si vince? Credo col massimo dell'impegno, poi se vinci, se non vinci qualcuno è più bravo di te, c'è sempre uno più bravo di te. E questo è lo spirito anche del brand Loro Piana, brand e griffe di statura internazionale? Ma lo spirito del brand Loro Piana è sempre stato quello di una ricerca di qualità senza limiti di costo, di prezzo, di altro, ma in alcuni prodotti proprio cercare la qualità al massimo possibile di ciò che noi conosciamo, ecco, delle nostre conoscenze, questo sì. Chiudiamo con una cornice. Se lei dovesse raccontare a una persona occasionale in aereo cosa significa la Rolex Cup in Sardegna, in Costa Smeralda, Porto Cervo, cosa le direbbe? Ma che è la più bella regata del Mediterraneo per come è organizzata, perché il campo di regata è eccezionale, è bellissimo, la Costa Smeralda è inutile che io dica quanto sia bella perché lo sanno tutti, ma vissuta a vela nelle bocche e per una settimana ha qualcosa di magico che forse le altre non hanno. Anche le altre sono belle, niente da dire, Sorrento piuttosto che Saint-Tropez, ma la Costa Smeralda racchiude elementi anche di maggior sportività. L'apparenza non inganna. Prima il piacere, poi i leoni sono ancora 4. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip, fuori dai luoghi comuni, tecnologia da incentivi. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Panorama Sardo. Questa sera vi vogliamo portarvi in provincia di Cagliari, Serdiana, perché cosa si sta svolgendo? Qui al parco di Santa Maria di Sibiola, che è un posto meraviglioso, c'è una chiesa del 1300 fondata da monaci benedettini, si sta svolgendo il primo festival denominato Hippie Music Day. Questo nome è stato assegnato perché quel movimento ha rappresentato un cambiamento nella cultura americana, ma ha condizionato un po' tutto il mondo, no? Nel 1969, ricordiamo anche per i telespettatori più giovani, Woodstock in America fu 3 giorni dove si consolidò uno stile di vita, ma soprattutto il cambiamento di un'epoca. Esatto, bravi, 500.000 persone dicono, forse anche di più. Niente, abbiamo cercato di realizzare qualcosa in riferimento a quel momento, a quel movimento, ma anche per creare una condizione nuova di incontro dopo questi anni un po' di chiusura, tutto quello che abbiamo vissuto tutti quanti. Quindi un'occasione per ritrovarsi in gioia, in armonia, in serenità, in pace, e quindi questo è un po' lo spirito di questo festival, naturalmente accompagnato dalla musica. Giovanni Solinas, un sardo doc che nella sua terra, lei ha origini di Pattada, dove c'è un'estrazione sarda molto bella, molto radicata come in tutti i paesi della Sardegna, quindi non vediamo l'ora di capire anche come sarà fruibile questo evento, ma vediamo già la tranquillità, l'armonia, possiamo dire, delle persone che sono qui presenti. Ci avete abbinato anche degli artigiani in modo tale che l'identità sia presente, perché la musica è sicuramente un bene globale, ma anche l'identità è fondamentale. Assolutamente, qui ci sono circa una 60 di espositori tra artigiani, operatori olistici, food truck, birrai artigianali, quindi birrai che fanno birre e producono birre loro, sardi naturalmente, insomma una bella occasione, una bella festa. E vorrei anche sottolineare una cosa importante: questo festival è stato realizzato senza un minimo di contributo pubblico, totalmente, quindi grazie agli sponsor, grazie agli espositori che ci hanno creduto e hanno contribuito, e grazie naturalmente a tutti i partecipanti che hanno creduto a questo evento e quindi ci hanno aiutato col biglietto. Ecco. Bene, allora non ci resta che andare a scoprire tutte queste cose che Giovanni Solinas ci ha raccontato, ma soprattutto gli altri protagonisti. Vi lascio alle immagini del nostro Antonio Carta, fra poco. E allora qui chiesa di Sibiola, Serdiana, l'evento, il primo evento che ci ha già raccontato Giovanni Solinas sta andando avanti. Incontriamo un'altra organizzatrice, Valentina Meloni. Buonasera Valentina. Un evento che è stato fortemente voluto e, come ci diceva Giovanni, un evento privato. Privato non direi, insomma, è molto pubblico oggi, è diventato molto pubblico. Privato forse perché non abbiamo utilizzato fondi pubblici in questo senso, sì, abbiamo degli sponsor, la vendita dei biglietti. Abbiamo fatto un accordo poi con l'amministrazione comunale che ci ha donato gratuitamente questo luogo, per cui la popolazione di Serdiana è ben accetta gratuitamente.
Assolutamente sì. Abbiamo visto che c'è una rievocazione di Woodstock, un evento mondiale eccezionale del 1969. Quello che ci ha colpito è che ci sono molti signori e molte signore che nel 1969 erano giovani, possiamo dire così, anagraficamente, ma lo sono ancora e sono venuti qui con le stesse idee, con lo stesso vestiario, diciamo. Diciamo che forse ci sono stati degli anni in cui quei semi che erano stati seminati in quegli anni sono rimasti sopiti. Oggi vediamo che qualcuno li ha innaffiati, no? Sono dei germoglietti che stanno crescendo e quindi ci piace. Ci siamo domandati in realtà, proprio come dicevi tu, ma quelle persone, no? Queste santuttine che hanno fatto Woodstock, pace, amore e libertà, no? Tutti quei belli ideali, quelle canzoni bellissime con quei testi meravigliosi, ma dove sono adesso? Molti di quelli li vediamo qua, ma la cosa meravigliosa è che vediamo che la generazione successiva, quindi vuol dire che hanno contaminato i propri figli in senso positivo, no? Il nostro intento era quello di ridare il sorriso, la gioia alle persone. Dopo tre anni di Covid abbiamo visto un appiattimento totale, no? Le persone hanno paura di incontrare lo sguardo addirittura, non solo di darti la mano, di intrecciare altri rapporti sociali, quindi il terrore è rimasto nei loro cuori, no? Quindi con mio marito ci siamo detti come facciamo a raggiungere tanta gente contemporaneamente. Questo è stato il mezzo che ce l'ha permesso. Oggi vediamo, è stato meraviglioso, insomma, perché tutto si è regolato secondo questa lunghezza d'onda. Sta andando tutto liscio, il parco continua a rimanere pulito nonostante le persone hanno bivaccato sotto gli alberi secolari, hanno rispettato, non vedo cicche in giro, ecco, abbiamo messo i contenitori appositi. Quindi veramente pace, amore e libertà, siamo molto felici. Abbiamo visto anche come, diciamo, intrattenimento tanti artigiani sardi e non solo, lezioni di yoga e anche un richiamo a prendersi i tempi della natura che ci sono tanto mancati. Allora sì, in realtà abbiamo solamente imitato la natura. La natura ci insegna che la biodiversità crea energia. Quindi ci siamo detti non solo un festival musicale, ma un festival che possa coinvolgere a 360 gradi la parte nostra più profonda, spirituale. E la musica lo fa già con delle belle vibrazioni, no? Con la musica, con quei bei testi. Però non solo musica, quindi abbiamo 50 operatori artigianali che espongono le loro opere, la loro arte, 20 operatori olistici, come dicevi tu. E poi la cosa meravigliosa è questa multidisciplinarità, perché se tu vai a vedere intorno alla chiesa ci sono tanti operatori olistici, chi buddisti, chi induisti, gli indiani d'America, veramente tanto. E poi alle 7 la messa cristiana. Don Mario ha fatto la sua messa come ogni domenica e quindi anche lì multidisciplinarità, e io la chiamo anche biodiversità sociale, no? Ci si incontra anche apparentemente con interessi diversi. Allora ci dobbiamo domandare perché un musicista, ok, o chi ama quella musica, magari gli interessa anche la parte olistica, no? Ma se non gli interessa, perché comunque è venuto qua e tutti quanti si sta bene insieme, perché si sta sulla stessa lunghezza d'onda, ok? Quindi sono quelle energie sottili che noi non percepiamo se non abbiamo la sensibilità giusta, però si creano. E vi assicuro che, insomma, organizzare tutto questo in 2 mesi e mezzo, con il nostro matrimonio in mezzo anche, perché ci siamo sposati, è stato bello perché abbiamo avuto tante di quegli aiuti, e non parlo solo di aiuti terreni, veramente, abbiamo canalizzato energie che arrivavano dall'alto e dove non arrivavamo noi con le nostre conoscenze, con le nostre potenzialità, ci affidavamo e qualcosa è accaduto. È stato un bel insegnamento, è stata una bella esperienza. Ci siamo stancati, ma siamo veramente... Per adesso le nostre pile non si scaricano perché continuiamo a vedere gente felice. E quindi siamo molto felici di vedere il sorriso sulle persone che si abbracciano, che si incontrano, che si salutano, che ridono. Ecco, non vediamo nessuno triste. Io penso che un bel esercizio sarebbe quello di avvicinarsi da una persona estranea adesso, no? E dire: scusa, ti posso abbracciare? Io non credo che ci sia qualcuno disponibile a dirci di no, perché siamo tutti... Nell'aria si percepisce questa sera qui a Serdiana. Le chiedo, Valentina, prima di lasciarla ai lavori, lei arriva dal mondo dell'imprenditoria femminile, nel campo, insomma, delle infrastrutture, però poi arriva in questo mondo dove le infrastrutture bisogna abbatterle. Allora, non proprio un mondo femminile, diciamo più un mondo maschile, no? Perché, insomma, sì, ho fatto una breve esperienza di vita associativa.
proseguo con l'azienda di mio papà in un ambito prettamente maschile. Sì, ma perché in genere gli imprenditori non nutrono la loro parte spirituale. A me piace nutrire anche quella. Piace l'idea, insomma, che non mi devo identificare troppo nel mio lavoro. Ci tengo, lo porto avanti con molta dedizione, però io non sono il mio lavoro. Come è anche vero che io non sono quella Valentina. Mi chiamano Valentina, ma io non sono Valentina. Non sono il mio lavoro. Valentina Meloni e Giovanni Solinas in pochi mesi hanno creato con determinazione e passione Hippie Music Day, un'iniziativa in ricordo del grande raduno di Woodstock dell'estate del 1969. Oltre 20 ore di intrattenimento, un vero villaggio della pace e della fratellanza per grandi e piccini. Un'organizzazione impeccabile per logistica e fruibilità degli spazi per i 10.000 partecipanti, che hanno potuto vedere, ascoltare e degustare il sapore di una Woodstock in chiave sarda, con identità e connessioni, liberi di esprimere la propria esperienza dal vestire al ballare, con la massima libertà del concetto armonioso dell'amore universale. Insomma, c'erano tutti gli ingredienti per puntare a una nuova edizione all'insegna del buon vivere. La manifestazione ha visto la partecipazione di 12 cover band con i brani più famosi degli artisti che parteciparono al raduno del 1969, rievocando musiche divenute simbolo di generazioni che vanno dai nonni di oggi ai nipoti di ieri, che in quegli anni non erano solo ascoltatori di musica rock, latin, psichedelica e fusion, ma spettatori di vite all'insegna della genialità che avrebbero fatto la storia di quella discografia che rimarrà immortale nelle sue note e nei suoi autori. Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker, per citare alcuni dei protagonisti dell'epoca. Nei grandi spazi del Parco di Santa Maria di Sibiola ci si è potuti dedicare al corpo e alla mente con seminari, workshop e degustazioni mirate alla valorizzazione del territorio, ma anche alla convivialità. Uno staff attento con la gestione dei rifiuti impeccabile, insomma, la parola d'ordine è stata armonia a 360 gradi. E si è visto nei sorrisi dei grandi e dei piccoli. E allora, se questo evento, Hippie Music Day, è stata una giornata che ha voluto creare sinergie, connessioni, ma soprattutto un nuovo modo di vivere un post pandemia all'insegna della convivialità, la padrona l'ha fatta la musica sicuramente. E chi meglio di una vecchia conoscenza in termini appunto di conoscenza professionale come Matteo Bruni, di età mi sa. Hai presentato questo concerto che si è svolto durante la giornata in 3 fasi, ce lo racconti? Sì, da stamattina alle 10:30, o meglio dalla mattina alle 10:30 fino a mezzanotte è stata una maratona che ha voluto un po' ricostruire quelli che erano i fasti di Woodstock, che in realtà dal punto di vista della partecipazione tanta e anche dell'impostazione della giornata e del festival dell'Hippie Music Day è stato centrato l'obiettivo, perché Giovanni Solinas e Valentina Pilloni, che sono poi quelli che si sono inventati questa cosa, inventati nel senso che hanno voluto ricreare questo tipo di concetto di festa, di evento, perché probabilmente non ce ne sono tanti, o forse non ce ne sono proprio in Sardegna di eventi come questi. Hanno pensato proprio di dare spazio a tanti musicisti, tante band, come proprio nella filosofia di Woodstock, distribuite lungo il corso della giornata, mattina, pomeriggio e poi nella parte serale, con una scaletta che è andata poi in crescendo. Siamo alle fasi conclusive di questo evento, ma le persone sono ancora qui a degustare, ad abbracciarci, come ci ha detto Valentina Meloni, quindi è stato fondamentale ricercare soprattutto l'aspetto umano oltre che quello ludico. Sì, la voglia di stare insieme, la voglia di poter avere un contatto uomo e territorio che appunto circonda questo parco di Santa Maria di Sibiola. Si è prestato molto bene per questo evento e la gente non va via, perché poi è stato tutto organizzato come un grande villaggio, una piccola città che aveva tante zone vive, dai food trucker agli espositori, gli artigiani, i giocolieri, insomma c'era veramente un po' di tutto per tutti, anche per i bambini. Si è partito da circa 2.000 persone avventori, si è arrivato quasi a 10.000, quindi un grande successo, ma tu sei reduce anche da un festival culture del nostro amico Simone Pittau, nonché il maestro per eccellenza, mi permetto di dire, della nostra Sardegna. Quanto è fondamentale continuare a fare questi eventi? Beh, è necessario perché innanzitutto muove un'economia turistica e non solo.
E poi è necessario perché la gente ha bisogno di uscire, di stare insieme, di vivere queste giornate nella maniera più spensierata possibile. Lasciate fuori da questo parco ogni tipo di negatività o voi che entrate, un po' era questo il motto e la volontà, armonia, e poi come nei festival EP, love, 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 amore, amore, amore. Allora ringraziamo Matteo Bruni e andiamo a scoprire un po' di questo amore, non solo per la musica ma anche per le connessioni e per la convivialità con tutti gli avventori presenti qui stasera. Una giornata che dalle 10 di questa mattina, adesso siamo a tarda notte, è un grande successo, ma ci voleva davvero una giornata come questa? Assolutamente sì, lo vedi, lo senti, guarda la gente felice, i colori, è una condivisione. Viva via! Vedi, è felice anche il tuo speaker. Sì, ci voleva e ce ne vorrebbero anche di più, perché le persone hanno bisogno di entrare in contatto tra di loro con una vibrazione più elevata. Ciò significa che qui se lo permettono, c'è il settore olistico, ci sono i colori, il richiamo a Woodstock, l'amicizia, tutti sorridono, quindi entri in quella modalità dove tutto è bello, tutto è gioia. Che la luce sempre splenda dentro di voi. Ciao. Un evento come questo lo si è vissuto nel 69 a Woodstock, ma oggi farlo qui a Serdiana, voi non siete sardi, vero? No, io sono argentino, anche mia moglie è argentina, siamo qua da 20 anni, quasi sardi diciamo, è un evento organizzato impressionante per la quantità di gente che c'è, ho trovato un sacco di amici, gente che non vedeva da tanto tempo e l'ho trovato molto cambiato, capito? Una cosa è vederlo, noi facciamo tango argentino, perciò vederlo diciamo nella veste del tango, e altra cosa è trovartelo qua, che è tutta un'altra cosa. Quindi diciamo che in eventi come questi si mette a nudo la propria identità. Sì, guarda, io più di questo non posso fare, quindi la cosa bella è che tu vedi qua gente così come me, quando i capelli ormai sono passati di moda, e tu ti li immagini queste persone negli anni 70 come erano e come sono adesso e fanno lo stesso, facciamo lo stesso, voglio dire. Quindi è come un viaggio nel tempo. Quello che ti sorprende è quello che la gente qua si permette di essere al naturale come sono realmente, venire con il vestito normale, senza atteggiarsi nel cappello, senza passare per il parrucchiere, e tu te lo trovi e dici ma... cavolo, come la natura ti ha fatto, bravo, lo hai detto giusto. Woodstock è stato un evento mondiale che ha cambiato le generazioni, lei ne è anche la dimostrazione, lei non è solo figlia dei fiori ma? Sono nonna dei fiori perché ho vissuto quel periodo e sono rimasta, diciamo, mi ha dato tanto nella vita e sono rimasta con quelle idee che ho conosciuto in quel periodo e ho approfondito poi negli anni. Abbiamo notato questa sera proprio la libertà di mettersi a nudo, soprattutto nell'essenzialità, cioè ogni persona che qui stasera, siete davvero in tanti, hanno con molta naturalezza, non ci sono le barriere che purtroppo ci sono state anche in quest'ultimo periodo. Diciamo che proprio Woodstock sono, ha mandato dei messaggi ai ragazzi che poi sono diventati, siamo noi alla fine, è il messaggio di libertà, di pace. Woodstock ha segnato un'epoca, non solo in quella famosa data, in quell'anno del 1969, ma per tante generazioni e per un grande periodo è stata un'icona, lo vediamo anche dal vostro abbigliamento, no? I famosi figli dei fiori. Oggi qui a Serdiana si è cercato e si è riusciti a creare una piccola Woodstock con circa 10.000 presenze, ma soprattutto con quei canoni. Sì, è una bellissima iniziativa, c'è uno spirito di libertà, c'è uno spirito di musica, di gente che sta insieme. Chiaramente quello è stato un momento storico straordinario, particolare, io l'ho vissuto qualche anno dopo, c'era un grande cambiamento anche culturale, quindi oggi
Diciamo abbiamo evitato la nostalgia per fortuna, perché è stata una bella festa che continua. Complimenti agli organizzatori, noi ci siamo divertiti tantissimo, ci siamo sentiti giovani, ci siamo sentiti freschi, speriamo che sia il primo di una lunga serie di eventi di questo tipo, all'insegna di quella cultura che era una cultura di libertà, di ricerca, di creatività di cui abbiamo ancora bisogno oggi. La musica la fa da padrona ed è l'anello che è universale, che unisce tutte le anime, ma vorrei chiedervi qual è la vostra band o il vostro gruppo preferito di quell'epoca? Ma vabbè, naturalmente io sono affezionatissimo ai Rolling Stones, anche a Jim Morrison, ai Doors, comunque tutta quella musica. Devo dire che ancora oggi anche i giovani di adesso ascoltano, quelli che sono più intenditori, che vogliono veramente capire le radici del rock and roll, del soul, del blues, quindi tutti i grandi interpreti. Purtroppo alcuni come Jimi Hendrix, come lo stesso Jim Morrison, ci hanno lasciato troppo presto, però quella era una cultura di rottura, quindi erano, come dire, sono stati dei fulgidi animatori per un periodo breve. Ci portiamo dietro quella loro voglia di cambiamento e speriamo che adesso il cambiamento si possa fare anche in maniera, come dire, con meno impatto. E anche questa sera vi abbiamo voluto portare ad un evento unico, un evento eccezionale che sicuramente avrà una proiezione anche futura, visto la perseveranza, la passione, ma soprattutto la determinazione degli organizzatori. Un grande pubblico, circa 10.000 avventori, 100 artigiani, più di 30 cover band che si sono esibite nei pezzi più famosi di quella Woodstock del 1969 che ancora oggi riportiamo qui. Vi abbiamo portato testimonianze di persone che l'hanno vissuta, continuano a viverlo, e anche quelli delle giovani leve. Che dire, Panorama Sardo Estate termina qui con la 10ª puntata, ma Panorama Sardo, quello classico, quello che vi porterà sempre nelle vostre case dell'attualità, ritorna da martedì prossimo per tutto l'anno. E allora do la linea alla regia, ringrazio Antonio Carta e saluto Valerio Vargio. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola.
dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Negoziante di fiducia ai prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Panorama Sardo si appresta a concludere oggi con quest'ultimo blocco la fase estiva, quindi Panorama Sardo per quel che riguarda lo speciale estate. La scorsa settimana in chiusura abbiamo parlato con il presidente di Confindustria affrontando i temi dell'economia alla vigilia dell'autunno, e siccome noi alle tradizioni ci teniamo moltissimo, come sempre accade da 10 anni, parliamo di economia anche per quel che riguarda il settore dei consorzi di garanzia fidi, e lo facciamo con la presidentessa di Cofimer, che è il primo consorzio di garanzia per il terziario in Sardegna. Che cosa vi aspettate dopo un'estate, dottoressa Dessì, particolarmente discussa? Abbiamo avuto i numeri importanti degli arrivi, ma molte lamentele per quel che riguarda il vostro settore. Che cosa è successo? Che cosa è successo? È abbastanza, come dire, evidente quelle che sono state le problematiche, quelle che sono di fatto le problematiche nel settore del credito, e che poi chiaramente si ripercuotono in quello che è diciamo, l'economia del territorio. L'aumento dei tassi. L'aumento dei tassi causato chiaramente dall'aumento dei tassi da parte della BCE, che hanno chiaramente portato le imprese a dover, le imprese diciamo, che hanno in pancia dei mutui, a dover affrontare delle spese importanti rispetto a questi aumenti. Tassi che giustamente negli ultimi anni sono stati contratti a tassi variabili e che chiaramente adesso hanno visto degli aumenti che hanno diciamo, creato dei disagi. Ecco, per quel che riguarda l'esperienza della vostra organizzazione, qual è la percentuale dei clienti che ha scelto il variabile rispetto al tasso fisso? Secondo me un 90% è anche una percentuale bassa. A questo punto qualcuno avrà fatto anche la richiesta di poter spalmare in più anni il suo debito? Certo che sì. E siete pronti a dare una risposta? Noi sì. Noi siamo pronti a dare una risposta. Noi chiaramente come consorzi fidi siamo vicini alle imprese e quindi cerchiamo di sostenere quelle che sono le necessità delle imprese. Bisogna capire gli istituti di credito come e fino a che punto sono invece loro disponibili a fare questo, tenendo conto del fatto che purtroppo non tutte le imprese sono regolari nei loro pagamenti e chiaramente questo incide poi sulla valutazione e sulla possibilità delle stesse banche, in base a quelle che sono le regole della BCE ormai, a poter operare in questo senso, quindi con gli allungamenti. Tutto questo a che autunno ci porta? A che autunno ci porta? Ci porta secondo me a un autunno pesante, anche perché è vero che la Banca Centrale Europea ha detto che a settembre rivedrà la possibilità di aumentare questi tassi, ma non ha detto che non li aumenterà. Quindi le previsioni non sono quelle diciamo, di un'inversione di tendenza in questo senso. Allo stesso tempo nel mondo della ristorazione e della ricettività, quindi nel vostro terzo settore, lamenta una diminuzione della clientela.
È vero, anche se questo è un dato poi anche un po' controverso, no? Perché dipende magari dalle località, dipende dal target. Ad esempio mi risulta che nei ristoranti e nelle strutture ricettive di fascia molto alta questa situazione non è così, nel senso che se non altro si stanno mantenendo quelli che erano i trend del 2022. Poi invece è vero che c'è questo calo nel settore. Il grande assetto è il cliente italiano in quest'estate 2023, un cliente italiano che sta pagando quello di cui ci raccontava, l'inflazione, l'aumento dei mutui, in questo caso per la propria abitazione, ma il fatto che si possa allungare la stagione ci dà una speranza. Che cosa dicono gli albergatori? Vogliono tenere le loro strutture aperte per più tempo? Bisogna vedere, cioè qua secondo me è una politica, diciamo, se non altro regionale, che dovrebbe aiutare le imprese, perché chiaramente le imprese per mantenere aperte le loro strutture devono sostenere dei costi fissi importanti, quindi è chiaro che se non c'è il flusso sufficiente a coprire questi costi, io non penso che gli albergatori saranno nelle condizioni di mantenere aperte le loro strutture nelle zone ad alta densità turistica. Quindi è chiaramente una politica che la stessa Regione dovrebbe portare avanti banalmente con il nostro problema primario che è quello dei trasporti. È chiaro che se il turista non è nelle condizioni di arrivare in Sardegna a prezzi, non dico bassi, dico semplicemente normali, perché come un cittadino diciamo del continente può spostarsi da una regione a un'altra con dei prezzi che sono dei prezzi normali di mercato e che stanno nelle tasche di praticamente tutti i cittadini italiani, dovrebbero poter fare la stessa cosa anche per arrivare in Sardegna. Il problema dei trasporti, secondo me, non è solo un problema del sardo, del residente che deve spostarsi nel resto dell'Italia, ma è allo stesso modo anche il problema di chi deve arrivare in Sardegna, perché soprattutto nel turismo, che è il nostro settore alla fine più importante, più trainante per l'economia, è fondamentale che chi arriva in Sardegna possa farlo a prezzi normali e non quello che sta succedendo adesso. Quindi la Regione lì nelle politiche di continuità territoriale dovrebbe tener conto di questo e dovrebbe andare secondo me più a muso duro nei confronti dell'Unione Europea, visto che altre regioni, penso alla Corsica ad esempio, riescono ad ottenere determinati benefici. Il Presidente... Sono benefici, è normale che sia così, o dovrebbe essere normale questo. Il Presidente è partito a Bruxelles insieme all'assessore dei trasporti proprio per evidenziare questo particolare. Nell'ultimo bando sono stati assegnati alla Sardegna 3 milioni di posti in continuità territoriale. Alla Corsica 2.800.000. Ma qual è la differenza? È che noi siamo 1,5 milioni e loro sono 350.000, quindi c'è una differenza straordinaria. Assolutamente, certo. Un trattamento diverso. Concluderei con il racconto di un aneddoto di cui abbiamo parlato prima dell'inizio dell'intervista, la diversa percezione dell'italiano sui prezzi. Noi siamo abituati a avere a che fare con dei prezzi più alti nella ristorazione. Sì,
Assolutamente sì, e sono delle situazioni che poi vengono, diciamo, evidenziate quando ci si confronta con il turista, ma non solo, con chi anche frequenta la Sardegna per motivi di lavoro. Lì ci si rende conto veramente di quanto siano diverse, diciamo, la percezione proprio dei prezzi, quindi il sardo, il cagliaritano, che è abituato a spendere una certa cifra, che già per diciamo una persona che arriva soprattutto, diciamo, dal Lazio in giù, quindi centro e sud Italia, che invece evidentemente nelle loro diciamo città di origine spendono decisamente meno rispetto a quello che spende il sardo nella sua città. In questo caso particolare c'era stata la scelta di una cena tutta a base di pesce. Il prezzo praticato dall'albergo, dal ristorante dell'albergo, era stato di 75 euro per ognuno dei convenuti, ed è stato ritenuto un prezzo altissimo. Un prezzo altissimo, certo, dagli ospiti, diciamo, non locali. E a questo punto che cosa è successo? È successo che l'organizzatore in questa situazione, poi era una situazione di lavoro dove il prezzo per una parte veniva diciamo sostenuto dall'organizzatore dell'evento, anche se poi anticipato da chi appunto usufruiva in questo caso della cena. A qualcuno è stato rimborsato da parte dell'organizzazione una parte del prezzo pagato, ancorché quella non fosse diciamo una cena che stava all'interno dell'offerta del soggetto organizzatore dell'evento. Ultima battuta, sono già partiti i titoli di coda. Come riusciremo a superare ancora un autunno e poi un inverno di grande difficoltà, perché soprattutto quello che preoccupa, lo sottolineiamo in questo momento, è che la Germania è per la prima volta in difficoltà. Esattamente sì, come sicuramente, guardi, io le dico questo, quello che io vedo dal lato imprese, le imprese, sono poche le imprese che vogliono fare investimento. Quelle che fanno investimenti sono le imprese che però cercano l'incentivo pubblico. Allora, se c'è un bando di incentivazione, io faccio quell'investimento. Se riesco ad ottenere anche semplicemente attraverso l'incentivazione delle condizioni economiche, quindi dei tassi di interesse più bassi per sostenere il mio investimento, io impresa sono disposta a farlo. Quindi, insomma, ci sono i fondi, i fondi del PNRR, forse sarebbe il caso che le regioni e gli enti locali mettessero proprio in atto quelli che sono i programmi previsti da questo piano, ma che soprattutto facciano arrivare i denari alle imprese. Grazie davvero Maria Grazia Dessi. Si conclude qui il ciclo estivo di Panorama Sardo. Dalla prossima settimana ritorniamo sui temi tradizionali. Appuntamento quindi a Panorama Sardo Classico da martedì prossimo. Grazie. Grazie a voi. In collaborazione con Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.